Eccoci insieme cari telespettatori, ben ritornati anche quest'oggi con noi con gli approfondimenti, un settore importantissimo, ne abbiamo detto più e più volte e lo riprendiamo come elemento fondamentale per poter approfondire alcuni temi anche sollecitati da voi, vi ringraziamo infatti per le vostre mail, è quello dell'agricoltura. E allora agricoltura veneta, facciamo il punto anche di questi agognati ristori, non sono rimborsi, come possiamo chiamarli? Gian Michele Passarini, Presidente CIA Veneto, come li chiamiamo Presidente? Ben arrivato. Grazie, buongiorno. Aiuti, aiutini, non lo so. I sostegni, come è stato nominato il decreto, sostegni, che poi voglio dire sostegni probabilmente tanto non sono. Infatti allora, facendo un po' il sunto di quelle, guardavo le ultime mail che sono arrivate relativamente al settore agricolo, tanti dicono ma non sono sufficientemente conosciuti tanti piccoli aiutini che in realtà arrivano un po' qua un po' là dall'Europa con dei progetti, il settore anche non so, del turismo legato all'agricoltura, e forse a destra manca, pizzicando e mettendo insieme con progetti ben strutturati qualcosa si potrebbe ottenere. È vero oppure no secondo lei? Cioè è ben organizzato il sistema di aiuti, sostegni all'agricoltura o non è adatto? Ma diciamo che ci sono state varie fasi di intervento. Allora, non è una questione di essere adatto o non essere adatto, diciamo che oggi noi abbiamo un sistema agricolo che in sofferenza, pensiamo che da 61.800 aziende che avevamo in Veneto, quasi 1.000 aziende hanno chiuso, e se pensiamo che ogni azienda si porta dietro 3-4 persone, quindi è un indotto di 2-3 mila persone che non ha più un'occupazione. Ci sono stati degli interventi che però probabilmente sono stati insufficienti. Poi noi abbiamo quella che è tutta la nostra dotazione della politica agricola comunitaria, ma è un'altra cosa, questa è una dotazione che è degli agricoltori, su progetti che gli agricoltori mettono in campo. Ci sarà questo piano di resilienza, questo PNRR, che mette a disposizione questi 210 miliardi su tutto il volume nazionale, una settantina di miliardi saranno legati ad una transizione ecologica. Cosa vuol dire? Probabilmente, per farla più semplice, ci saranno delle opportunità date anche al mondo agricolo di investire verso una sostenibilità ambientale, verso una produzione più sostenibile, verso un impatto col territorio diverso, e quindi delle opportunità che nascono. Qual è il tema che poniamo noi della CIA? Sì, le opportunità vanno bene, però bisogna arrivarci alla possibilità di usufruirne, quindi se noi perdiamo per strada le aziende, quelle aziende sono aziende chiuse che non avranno mai più la possibilità di ragionare di futuro e quindi di progettualità, ma purtroppo dovranno solo sancire il fatto che sono state chiuse, quindi abbiamo perso un tessuto imprenditoriale importante. Per quello per noi diventavano fondamentali gli interventi nei vari decreti fatti ad hoc sulle aziende per poter dare ossigeno, dare liquidità e dare la possibilità di passare questa fase indenni per rimanere in piedi. Perché lei dice diventavano? Bisogna gettare la spugna, cioè quello che è arrivato, facciamo due conti, capiamo quello che c'è e bisogna rinunciare al resto? No, è chiaro che il nostro compito, soprattutto anche come rappresentanti di categoria, è quello comunque di sollecitare le istituzioni e la politica a far bene e a far meglio. Devo dire che nell'ambito, se parliamo nell'ambito degli interventi sul settore agricolo, un buon risultato è stato raggiunto soprattutto negli interventi sulle filiere. C'è una dotazione aggiuntiva, quella che era la vecchia dotazione di 150 milioni di euro, l'hanno portata a 400, aggiungendo altri 250 milioni di euro. Ora la battaglia sta a far capire al Ministero che all'interno di queste dotazioni ci sono settori che non hanno mai ricevuto un euro di aiuto. Penso ad esempio alla zootecnia, penso ad esempio al lattiero caseario, quindi lo sforzo che dobbiamo fare non è quello di gettare la spugna, ma anzi di riproporci e di sollecitare appunto interventi che vadano a sostenere questi settori. Tra l'altro settori che per noi sono strategici, cioè per noi Veneto, che è una locomotiva dal punto di vista delle produzioni anche agricole, sono settori che hanno fatto, voglio dire, del Made in Italy un vanto in tutto il mondo. Perché per esempio il lattiero caseario è in sofferenza anziché la zootecnia, quando in realtà tutti continuano a mangiare, tutti
continuano ad aver bisogno di determinati beni che vengono forniti, anche lavorati, e l'export dà dei segnali nell'agroalimentare comunque di tenuta di sistema. Quindi qua andiamo a fondo, cerchiamo di spiegare anche ai non addetti ai lavori oppure a chi occupa certi ruoli come stanno andando le cose a livello regionale. Ma diciamo che qual è l'elemento distorsivo? L'elemento distorsivo è che è vero che durante la pandemia comunque la gente ha cominciato a mangiare a casa, e quindi alcuni prodotti hanno trovato all'interno della grande distribuzione un collocamento naturale e lì sono riusciti ad essere smerciati e venduti nelle famiglie. Il problema è che però non ha restituito quel valore aggiunto che richiede le nostre produzioni, cioè quello che prima ad esempio ci restituiva il sistema della ristorazione, del turismo, dell'Horeca, della cosiddetta Horeca, che era legata tantissimo anche al turismo, alla mobilità che poi è venuta meno. Quindi è chiaro, faccio un esempio banale che mi viene caro perché arrivando da Verona ce l'ho presente, cioè una bottiglia di Amarone che prima trovava il suo riconoscimento in termini di valore all'interno di un sistema codificato come quello della ristorazione, venendo meno la ristorazione è chiaro che tu hai un prodotto che non trova soddisfazione economica all'interno del canale. Quindi lo devi vendere a un prezzo più basso. Devi vendere a un prezzo più basso, ma tu non puoi vendere a un prezzo più basso perché se i requisiti che hai per portarlo ad elevati standard qualitativi anche di sostenibilità ambientale e territoriale, di armonia, sono quelli, è chiaro che se tu lo vendi a un prezzo più basso lo puoi fare perché devi sopravvivere, ma questo non determina un'evoluzione economica di quel settore. Faccio un esempio. Certo, assolutamente. La vendita diretta non riesce a compensare in qualche modo, quindi pensare a una risistemazione un po' delle cose, perché i bassi margini di guadagno sono stati sempre un problema all'agricoltura e degli agricoltori. La grande distribuzione detta delle regole ben precise, però forse anche puntare di più sulla possibilità di vendere direttamente, quindi avere un margine più alto utilizzando le proprie aziende agricole. È possibile? È possibile, è diciamo una situazione che il Covid ci ha anche spinto un po' a fare, quindi se vediamo che poi tutto il sistema retail, tutto il sistema delivery, il sistema della vendita diretta, l'e-commerce, sono state quelle dimensioni che comunque hanno spinto in avanti le loro attività, hanno segnato passi a 2 cifre, è chiaro che una riflessione va posta. Il problema è che comunque noi dobbiamo parlare anche di massa, la massa critica è quella che poi fa il volume e fa tutto il compendio generale, quella probabilmente oggi sconta, probabilmente sì, anche in termini di impostazione, di approccio, un qualcosa di difficoltà. Sicuramente noi abbiamo capito e percepito come CIA agricoltori del Veneto che l'opportunità dell'e-commerce era un'opportunità che dava ai nostri agricoltori la possibilità di poter mettersi nel mercato e quindi sdoganarsi e raggiungere quella qualità di redditività in più che probabilmente il canale di distribuzione non dava, e abbiamo messo in piedi una piattaforma importantissima che si chiama Dal campo alla tavola, che è una piattaforma online e-commerce dove uno può fare la spesa direttamente in e-commerce. Dal campo alla tavola, allora, quindi questo un po' lo diciamo anche ai nostri telespettatori, dopo magari sul cellulare guardano e possono trovare a livello regionale, quindi un po'... È una piattaforma a livello nazionale. Ah, nazionale, è stata fatta su un progetto con JP Morgan, e all'interno noi abbiamo le nostre aziende e non solo che espongono i loro prodotti, e tu con un semplice clic fai la spesa come quando fai la spesa su altre piattaforme di e-commerce. E ti arriva direttamente a casa tramite i servizi di consegna. Quindi da un lato gli agricoltori possono essere incentivati ad aderire anche a questa piattaforma, no? Ad iscriversi per presentare i propri prodotti, quindi questo può essere uno stimolo anche per gli agricoltori stessi per offrire una gamma, un'offerta sempre maggiore. Dall'altro però bisogna divulgarla, farla conoscere in modo che più persone possibili possano usufruirne. Chiaro, è una sfida a doppia mandata, cioè ti pone anche, l'agricoltore stesso lo pone di fronte anche a un'opportunità che va coltivata, va seguita, va perseguita, cioè non basta solo avere la piattaforma, ma occorre anche sapersi proporre, occorre seguirla. E dall'altra appunto la sfida che abbiamo noi è quella di far aderire all'interno di questa piattaforma più aziende, di promuoverla, di farla conoscere al pubblico, perché poi è la signora Maria che con i suoi acquisti determina il successo o l'insuccesso del progetto. Direttore, posso un secondo, abbiamo una telefonata in attesa. Pronto? Buongiorno. Buongiorno, aspetti, il volume non la sentiamo adesso dalla regia, pronto? Sì, la sento benissimo io con il telefono. Perfetto, da dove chiama? Da Zero Branco.
Scusi, chiedo alla regia si alzano i volumi in studio perché noi la sentiamo male. Un attimo solo, vediamo. Da dove chiama? Da Grande, Vita di Treviso. Perfetto, buongiorno, dica tutto. No, niente, io sono un piccolo agricoltore. Un po' che chiedo anche ai miei coltivatori che vorrei ampliare la mia azienda, ma siccome che non ho nessun aiutino per poter acquistare dei terreni o se no dei trattori nuovi, roba di genere, mi dicono sempre di no e ora io vado avanti con il mio piccolo quello che può, quello che faccio. Che azienda agricola che si occupa di che cosa? Che cosa produce? Io carne di vitellone. Vitellone. Lei quindi vorrebbe un po' ampliare anche il numero di vitelli, di manzi? Sì, anche di terreni, perché non è che ho tanta possibilità col tempo che va via proprio adesso. Io sono in regola, per casa a posto, ma altro che non. E così io non so se avevo un po' mi potevano di quelli perduti, una roba di certo. genere. Lei si è già rivolto a qualche associazione di categoria, qualcuno? Io ho sempre parlato con i miei coltivatori, ma dico non si può, e ora vado avanti così. Chiaro. Allora, vediamo un po' cosa ci dice il Presidente al riguardo. Grazie mille della sua telefonata, grazie della sua segnalazione. Allora, un agricoltore chiede: ma come posso ottenere finanziamenti per comprare terreni, per ampliare le mie attività, per stare in piedi sostanzialmente? Non ci sono delle strategie, forse non si è rivolto alle persone giuste, perché a volte è mancanza anche di conoscenza, non è che tutti sanno tutto, nascono imparati. Cosa consiglia al telespettatore? Beh, allora, diciamo che dal punto di vista della conoscenza sicuramente occorre avere, voglio dire, quell'approccio consulenziale che noi come CIA stiamo attuando presso i nostri soci, ma anche i non soci, attraverso le operazioni che mettiamo in campo. Ma il telespettatore, io adesso non conosco precisamente la sua situazione, non ha detto l'età, quindi io devo dire che noi abbiamo delle dotazioni che nascono appunto dalla politica agricola comunitaria, che è il PSR, cioè il piano di sviluppo rurale, nel quale vengono allocate delle risorse che vengono destinate attraverso dei bandi a determinate condizioni. C'è un punteggio e spesso tanti non accedono al punteggio o per questione di età o per questione ad esempio della progettualità messa in campo. Però cioè, magari una persona ha bisogno di aiuto per fare un buon progetto. Certo, volevo arrivare lì e quindi il tema è che spesso queste aziende, rivolgendosi anche nelle nostre associazioni, possono essere consigliate anche sul tipo di progettualità che uno intende e l'obiettivo che intende perseguire, e quindi poi costruire il progetto affinché questo abbia più possibilità di riuscita e quindi di prendere più punteggio e poter poi essere finanziato. Quindi se la risposta è non ci sono risorse, questo no, le risorse ci sono, è chiaro che occorre un progetto che tenga conto di determinati requisiti che vengono prestabiliti. E allora magari al telespettatore, se vuole, possiamo darvi il suo numero in modo che lo contattate e lo cercate di aiutare in qualche modo, così almeno ci facciamo qualcosa di utile per chi ci ascolta. Andiamo per adesso subito in pubblicità, poi ritorniamo insieme se volete mandare messaggi oppure chiamare per notarvi per le chiamate. Tra poco.